Però come era vissuto all'interno dello spogliatoio, all'interno dell'ambiente tuo, quando allenavi Cittadella, il derby con il Padova? Ma io credo che fosse una partita, abbiamo sempre detto che non era una partita come le altre. Non dico che l'abbiamo curato in maniera particolare, abbiamo curato questa partita come le altre. È logico, per dire, la motivazione che avevamo noi, forse magari rispetto al Padova, perché a volte magari mi metto in rapporto con magari lo spogliatoio del Padova, era una partita maggiormente sentita, forse magari perché eravamo i cugini, tra virgolette, più poveri, i cugini magari meno famosi, e allora magari portavamo un qualcosa in più come determinazione, come motivazione, mettevamo qualcosa in più sul campo. Niente di particolare, niente di speciale, però ci tenevamo sicuramente a far bella figura e spesso ce l'abbiamo anche fatta. E non sorridermi così, cioè mi sorridi anche. Manu, hai capito, ce l'avete fatta, insomma, quindi tu hai giocato dei derby contro il Padova, poi hai giocato con il Padova. Ma penso che un derby sia sentito da tutte e due le parti, essendo un derby comunque sia di qua che di là si sente più o meno alla stessa maniera. Chiaro che magari da parte di Cittadella c'è qualcosina in più, però non più di tanto. Anche Padova lo preparavi allo stesso modo. Alla stessa maniera? Ma sì, sicuramente in campo lo preparavi alla stessa maniera, poi magari l'atteggiamento poteva essere un pochino diverso, ma non credo, anche perché io ho vissuto sia derby di qua e derby di là, ho perso di qua e ho perso di là, ne ho vinti qualcuni, però comunque l'atteggiamento di un giocatore quando c'è un derby la settimana la prepari sempre bene. Ed è una partita diversa dalle altre? Penso che sia più sentita da parte Cittadella che non dai tifosi del Padova. Secondo me i tifosi del Padova un pochino la snobbano questa cosa, però è comunque per un giocatore giocare un derby è comunque una settimana un po' particolare. Neto Pereira, il tuo primo, definiamolo derby, qui sei arrivato quest'anno. Ne parlate questa settimana, tu fra l'altro sei infortunato e tutti i tifosi si augurano che per sabato tu riesca a star meglio, a poter giocare. No, sto meglio, sicuramente sto meglio. Poi settimana faremo degli esami di accertamento per vedere come si sarà o meno della partita. Ci siamo già imboccato le maniche per questo derby. Poi prepariamo tutte le partite uguali alla fine. È un derby, è importante una partita perché veniamo anche da una sconfitta pesante e quindi sarà una grande occasione per rifarci.